Ciao Alberto, benvenuta Monica. Accomodati qua, Enzo. Buonasera. Ma quanti siete ragazzi? Siete tantissimi, un colpo Buon di lavoro. incredibile. Grazie di essere qui. Grazie a voi di essere qui, sono emozionatissimo, guardate, ve lo devo dire. È un colpo bellissimo vedervi qui. Accomodati Alberto. Allora, ci sono state tante richieste quest'estate per presentare questo libro. Io ho lavorato fino a 2 settimane fa, quindi ero distrutto, però quando ha chiamato Piera, non so dove sia, e ha chiamato Giovanni che lavora con me, ho detto una cosa dobbiamo fare, a Modica non possiamo mancare. Vi dico soltanto che non faccio, perché non lo dite però, nessuna presentazione a casa mia in Calabria perché voglio andare in vacanza, ma qui ci tenevo, perché questo romanzo non è solo stato scritto l'estate scorsa qui vicino, insomma, pochi chilometri da qui, in questo posto che si chiama La Chiusa, che non so se voi conoscete, insomma è qui sulla Favarotta Ritillini, ma il libro è per metà ambientato qui vicino, quindi è proprio, diciamo, questo è il posto in cui succedono tante cose nel romanzo, e quindi ci tenevo a stare qui e anche a ringraziare questo posto che negli ultimi 10 anni è stato un po' il posto delle vacanze, il posto del cuore, il posto della famiglia allargata, che è qui stasera, e quindi con un filo di emozione sono qui stasera per dire anche grazie a questa terra bellissima.